Non c'era modo migliore per brindare al ritorno in panchina del tecnico biancazzurro acragantino Sebi Catania, dopo aver scontato una lunga squalifica. Contro un'Orlandina organizzata, forte in ogni reparto, tosta e combattiva, è venuto fuori un Acregas grindoso e voglioso di andare avanti in Coppa Italia. Attenzione, ancora nulla è deciso e l'esame decisivo si sosterrà in occasione della gara di ritorno in programma mercoledì 18 marzo a Capo d'Orlando. Infatti chi passa il turno approda in semifinale. Tornando alla gara del Totorusso di Aragona, dopo un inizio scoppiettante con repentini capovolgimenti di fronte, l'Acregas usufruisce di un calcio d'angolo. Dalla bandierina Sciama pennello in aria salta di testa Cipolla che gonfia la rete. È il 37esimo. Al ritorno in campo parte veloce Rollandina e al 50esimo Venuto pareggia momentaneamente i conti con un forte tiro. Attimi di smarrimento da parte acregantina, ma è il tempo di riprendersi e così Giama con i propri compagni al 65esimo azzecca un tiro che supera il portiere ospite Caserta. La squadra biancazzurra insiste e all'82esimo fa tris con il suo cannoniere più rappresentativo, vale a dire Ten Lopez. Adesso testa il campionato che vedrà impegnato il gigante allo stadio Scapellato contro il locale Scicli. La gara è anticipata a sabato 7 marzo a partire dalle 15:30. Ma vediamo quali sono stati i risultati di questi quarti di andata che interessano direttamente la compagine dei Templi. Oltre a Acregas Orlandina 3-1, si è giocato Santa Venerina e Santa Croce Soccer 2-0, Nicosia ha battuto l'Atletico Partinico 3-1, mentre il Torregrotta ha perso in casa con il Priolo Gargallo per 0-1. Adesso si ritorna in campo mercoledì 18 marzo a cambi invertiti. Chi passa accede al turno in semifinale. Buona la prima, è andato bene il primo round. Sì, l'importante era intanto la prestazione è venuta e di conseguenza è venuto anche il risultato meritatissimo. Non è stata facile. No, loro sono una buonissima squadra, fatta di gente che questa categoria l'ha fatta tantissimi anni, anche vincendole, quindi noi ci abbiamo messo tutto quello che avevamo, come è giusto che sia e come dobbiamo fare da qua fino alla fine del campionato. Come l'ha gestito il ritorno? No, noi dobbiamo preparare tutte le partite per vincere, tutto allo stesso modo. Partiamo da 0-0, dobbiamo dimenticarci subito questo 3-1 e dobbiamo andare lì come se fossimo 0-0 per andare a vincere la partita. Oggi c'era in panchina il mister Sebi Catania. Sì, vabbè, non c'è bisogno di dire, ma il mister è il nostro dodicesimo compagno che va in campo insieme a noi, quindi ci è mancato questi mesi, peccato l'ingiustizia, però siamo contenti di averlo di nuovo in panchina. Mister, analisi della partita dopo questo primo round. Allora, oggi bene, anche se abbiamo perso ovviamente, però non posso rimproverare niente ai miei ragazzi perché hanno fatto una grande gara. Sapevamo che giocavamo contro una grande squadra. Ovviamente abbiamo fatto qualche errore di troppo, però la partita è stata bellissima, ambo le parti. Potevamo fare sicuramente qualcosina in più, però il primo tempo è andato alla cassa. Vediamo, ora ci concentriamo poi quando sarà, ci concentriamo per la gara di ritorno. Se l'aspettava così, era questa la partita che si aspettava. Ma me l'aspettavo così anche perché i miei ragazzi in queste situazioni hanno dimostrato in questa stagione di fare bene, soprattutto con le grandi squadre. Certo che abbiamo fatto qualche errore di troppo, però non c'è niente da dire. Sappiamo tutti la forza di questa squadra, ma noi non abbiamo demeritato assolutamente. La squadra è stata sempre sul pezzo. Abbiamo creato, potevamo fare sicuramente qualcosina in più, non so, eravamo passati in vantaggio, però poi il collaboratore dell'arbitro ha annullato il gol, però alla fine devo dire che i miei ragazzi hanno fatto una grande gara.
Mister, bene il primo round, analizziamo questa partita. È stata una bella partita, combattuta, ma sapevamo le difficoltà che potevamo incontrare perché la Lorenzina è un'ottima squadra che sta facendo benissimo nel suo girone. Per cui oggi è stata una prestazione importante, i ragazzi l'hanno interpretata bene e ora si pensa subito a sabato. Sabato si gioca alle 17:30 a Scicli, che partita sarà questa? Ma un'altra battaglia, noi abbiamo il nostro percorso, non possiamo guardare gli avversari, grandissimo rispetto pure per lo Scicli perché è una squadra che si deve salvare, ma noi dobbiamo andare avanti per la nostra strada, sempre con umiltà e con consapevolezza di quelli che sono i nostri mezzi. Pochi giorni per recuperare, però la squadra sta bene. Sì, già da domani saremo in campo, ribadisco, stanno facendo ragazzi un lavoro importante, dobbiamo continuare su questa strada perché credo che sia quella giusta. Ecco, rispetto alla partita di ritorno di Coppa invece che cosa cambierà? No, non cambierà niente, saranno 90 minuti tirati dove loro cercheranno di ribaltare chiaramente il risultato, ma noi dobbiamo andare a fare la nostra partita sempre a viso aperto per quelle che sono le nostre caratteristiche.